Una pensionata settantenne di Spinea è deceduta in terapia intensiva all'ospedale All'Angelo dopo essere stata ricoverata con il sospetto di aver contratto la chikungunya, un virus trasmesso dalla zanzara tigre. La donna aveva manifestato i sintomi al ritorno da un viaggio all'estero, ma i test ospedalieri non hanno ancora confermato se la malattia sia stata contratta durante il soggiorno o se il decesso sia dovuto ad altre cause. I risultati degli esami, attesi nei prossimi giorni, chiariranno la situazione. In via precauzionale il comune di Spinea ha ordinato una disinfestazione straordinaria delle strade dal 30 luglio al 1 agosto. L'ASL ha predisposto interventi adulticidi e larvicidi in un raggio di 200 metri dal luogo del presunto contagio. Le aree interessate includono via Cici, via Capitanio, via Roma e via Bellini, inclusa la scuola primaria Goldoni. Queste misure sono state adottate per prevenire ulteriori contagi e garantire la sicurezza dei cittadini.